Amici sportivi di Bocce in Volo, buongiorno. Oggi stiamo trasmettendo le partite delle semifinali del campionato Under 23 dal bocciodromo di Toblino in Sarche, provincia di Trento. Alle semifinali partecipano nel campo numero 1 Giacomo Ormellese del 90 contro Stefano Migliore della Ferriera, mentre nel campo numero 3 abbiamo Simone Ariaudo del Ferriera contro Simone Mana della BRB. Sono partiti in questo momento, vediamo il primo accosto di Migliore. Pallino quasi alla linea del massimo. Ora tocca a Giacomo. Nel campo numero 4, nel campo numero 3 ha lanciato il pallino Simone Ariaudo. La sua giocata è molto vicina al pallino, a circa 50 cm, mentre vediamo l'accosto di Simone Mana. Giacomo Ormellese prende il punto. Abbiamo sentito la bocciata di Simone Ariaudo sulla boccia giocata da Simone Mana, il quale aveva preso il punto. Abbiamo visto che Stefano Migliore ha giocato la sua boccia in accosto, ha preso il punto e Giacomo Ormellese decide di andare in bocciata. Bellissima la bocciata di Giacomo che colpisce. Grazie Claudio. Ho appena letto il tuo messaggio. Poi ricevo un altro messaggio da un 471 finale che non so chi sia, che ci fa i complimenti per la trasmissione. Io lo ringrazio vivamente.
Spero sia la stessa qualità di ieri sera, sia come audio che video. Oggi qui una bellissima giornata di sole, un po' ventosa, ma speriamo non abbia a influire sulla trasmissione. Altro ottimo accosto di Migliore e Giacomo decide la bocciata. Penso che queste due partite saranno due partite molto interessanti, combattute punto su punto. Abbiamo 4 giovani under 23 molto promettenti. Bellissima la giocata. Vediamo Stefano Migliore che si accosta. Ok Maria, non avevo salvato il mio numero. Ottimo accosto di Migliore e Giacomo va alla sua terza bocciata. Vediamo la sua bocciata, colpisce, ferma in campo e sicuramente si porterà a casa 2 punticini. Prima mano che nel campo numero 1 è durata 7 minuti. Vediamo la giocata dal lato opposto, sempre pallino lanciato alla riga del massimo. Ariaudo del campo numero 3 va a bocciare, colpisce e porta a casa il suo primo punto. Vediamo l'accosto di Giacomo, buono come forza, ma leggermente storto sulla sinistra, circa 90 cm, 80-90 cm. Vediamo la giocata nel campo opposto, giocata di Ariaudo, bellissima giocata, si ferma a circa 30 dal pallino e Simone Mana decide per la bocciata. Qui vediamo l'accosto di Stefano Migliore, bellissimo accosto, si porta circa 5 cm dietro al pallino, mentre vediamo la bocciata di Simone Mana, colpita. Diciamo che questa mattina non abbiamo un grosso pubblico, vi sono solo gli addetti ai lavori e basta. Bocciata di Giacomo,
leggermente fianco sulla sinistra, non colpisce, mentre nel campo di là vediamo l'accosto di Ariaudo che rimane corto 1 metro abbondante, quindi Mana andrà all'accosto. Vediamo invece nel campo 1 la bocciata di Giacomo. Prende la boccia in testa, la sposta un po', ma non quel tanto da riuscire a prendere il punto. Quindi seconda bocciata, diciamo sbagliata da parte di Giacomo. Rimane l'ultima boccia, mentre nel campo 3 Simone Mana prende un bel punto, boccia 30 cm dietro il pallino. Giacomino lascia la boccia, sembra ben indirizzata e prende il punto. Stefano Migliore segna la boccia e quindi andrà alla bocciata per togliere quel punto. Vediamo la sua rincorsa. E sbaglia anche lui leggermente sulla sinistra. Intanto sta entrando un po' di pubblico, le tribune si stanno un po' riempiendo. Come dicevo, oggi è una bella giornata, ventosa, mentre vediamo nel campo numero 3 la bocciata di Ariaudo che colpisce la boccia dietro la sua. Tanto Migliore colpisce, ma la boccia è corta, quindi Giacomo rimette a posto la boccia. Mana intanto va al tiro. Nel campo numero 3 abbiamo 2 bombardieri che per il momento non stanno sbagliando nulla, mentre Stefano riesce a colpire la boccia, portarla via pulita. E porta a casa il punto. Veniamo nella testa del campo verso nord. Mana che va all'accosto con l'ultima boccia e una ne rimane anche ad Ariaudo. Buono l'accosto di Mana. Quindi andiamo sul parziale di 1-1, mentre nel campo numero 1 il parziale è 2-1 a favore di Giacomo Ormelese del 90. A costo di Migliore, non dei migliori, un po' lungo e spostato sulla destra. Pallino circa 50-60 dentro la prima riga e boccia giocata da Migliore che va a circa
un metro oltre la riga. Vedremo se più avanti riesco. Buona la giocata di Ormellese, che si posiziona a 5 cm dal pallino, costringe Stefano Migliore alla bocciata sul corto, colpisce e carambola la sua anche, quindi nessuna boccia in campo, tutto da rifare. A Giacomo lo accosto. Vediamo Ariaudo invece nel campo numero 3 che va alla bocciata, colpisce e non si ferma in campo, quindi nessuna boccia in campo anche nel campo numero 3. Come dicevo, per il momento nel campo numero 3 sono due bombardieri che per il momento non hanno sbagliato una boccia a tiro. Bocce quasi tutte colpite a legno, mentre Giacomo ha giocato una boccia corta, 1 metro larga dal pallino. Stefano va all'accosto, a buon gioco, campo libero, si ferma a circa 55 dal pallino, appena oltre la prima riga. Nel campo numero 3 Mana ha fatto un altro accosto di quelli buoni a circa 20 cm del pallino laterale, mentre Giacomo qua tira, colpisce legno. Vediamo Ariaudo in rincorsa, andiamo a vedere la sua bocciata e colpisce. Nel campo numero 3 stanno dando spettacolo sia come gli accosto che come bocciate. Stefano Migliore va al suo accosto, vediamo dove si posiziona, prende il punto più o meno nella stessa posizione precedente. Stefano ha giocato la sua ultima boccia anche per Giacomo, deve colpire per fare il punto. L'importante è colpire e colpisce, non rimane in campo, ma comunque l'importante era colpire la boccia. Con questa giocata il campo numero 1 vede il vantaggio di Giacomo Ormellese del 90 per 3-1 su Stefano Migliore della Ferriera. Nel campo numero 3 intanto vediamo Ariaudo che si va alla sua rincorsa per la bocciata e colpisce. Quindi abbiamo avuto una mano dove Simone Mana ha fatto 3 ottimi accosti e Simone Ariaudo 3 ottime bocciate.
altro ottimo accosto di Simone di Mana. Ariaudo la bocciata, prima bocciata sbagliata da Ariaudo, volata la boccia di 20 cm, mentre Giacomo ha giocato una boccia in accosto corta di circa 1 metro e 10. Vediamo l'accosto intanto di Stefano Migliore, giocata che sembra corta e sfiora la boccia di Giacomo, però comunque toglie il punto, non un punto impossibile da fare in accosto, però Giacomo preferisce la bocciata. Vediamo la sua rincorsa lenta, colpisce anche la sua, leggermente storto e anche corto, perché vedo Stefano che rimette a posto il tutto, quindi chiedo scusa se magari non sono molto attento nel gioco, ma a girare il monitor e guardare il gioco dove cade la boccia non sempre mi è facile. E Giacomo ha dichiarato il pallino, la sua giocata, vediamo il tiro, colpisce il pallino pulito e porta a casa la salvezza. Quindi nulla da fare su questa giocata, si ricomincia. Nel campo numero 3 il pallino circa 5 cm dalla riga del massimo. Mana Simone ha giocato il suo accosto corto di circa 1 metro e 10, leggermente largo sulla sinistra. Ora Ariaudo va all'accosto, gioca la sua boccia, corre e toglie il punto a circa 70. Ricordiamo che l'arbitro della manifestazione è l'internazionale scusate, io sto guardando il foglio, è Del Bianco Eros e non Dalben Eros come è scritto nel foglio dei sorteggi. Negli spalti abbiamo anche come spettatrice la Caterina Venturini, che ha perso ieri sera con Mana. Boccia di Mana che va a cocciare la boccia di Simone Ariaudo, la sposta sulla destra e toglie il punto. Bocce che praticamente sono incollate. Nel campo numero 1 vediamo Giacomino che va alla costa. La strada è buona, però è corta di circa 80-90 cm. Punto non impossibile da prendere. Dall'altra parte abbiamo Simone Ariaudo che va all'accosto, tocca un po' il pallino, forse riesce a fare il punto. Sì, i due ragazzi in campo vedono molto meglio.
Stefano riesce a togliere il punto. Giacomo va per il suo accosto. Ripetiamo, sono due bocce che sono a circa 1 metro e 10 dal pallino. Questa volta passa in mezzo, sembra un pochino lunga, ma si ferma prima e quindi riesce a prendere il punto anche se è largo comunque. Scusate. Un po' di raffreddore. Nel campo numero 3 invece Simone ha giocato la boccia in accosto, si è appoggiata alla sua giocata prima, mentre qua Stefano gioca una boccia corta. Nel campo numero 3 Simone Mana ha giocato una boccia un po' allegra, è riuscita a entrare nel gruppo delle 3 bocce precedenti che facevano un muro, è riuscita a spostare la sua e togliere il punto. Sembra sia un solo punto, mentre nel campo 1 Stefano Migliore ha tirato la boccia ma era corta. Nel campo numero 3 Ariaudo va a tirare, bellissima la sua bocciata e addirittura, se non sbaglio, ne porta via 2. Dovrebbero essere 2 punti a terra per Simone Ariaudo, mentre nel campo 1, che adesso andiamo a vedere, Stefano Migliore gioca una boccia che si porta tutta sulla sinistra, pendenza sbagliata, rimane il punto per Giacomo, boccia che fa il punto, è l'ultima boccia in fondo, oltre il pallino. Speriamo non succeda come ieri sera con la Caterina Venturini, che su un gioco simile ha venduto 2 punti. Giacomo gioca la sua boccia e riesce a giocarla molto bene, porta a casa il suo secondo punto, riuscisce a giocare la boccia nella stessa maniera e toccare la boccia, l'ultima boccia di destra, basta toccarla 5 cm per portarla dentro e fare eventualmente 4 punti. Vediamo cosa succede. Giacomo gioca la boccia, la gioca nella direzione, non riesce a toccarla, però comunque porta a casa 3 punti. 3 punti sono ottimi a questo punto della giocata. Nel campo numero 3 invece vediamo Ariaudo ha giocato la boccia 50 oltre il pallino, e pallino che comunque in quel campo va sempre sulla linea del massimo, raramente arriva a metà campo, a metà quadro. Pallino centrale sì, però sempre comunque alla riga del massimo.
Mana l'accosto, vediamo dove arriva. Boccia ben giocata e va a posarsi sulla boccia appena giocata da Simone Ariaudo. Qua nel campo 1 boccia giocata da Giacomo che fino a metà campo era indirizzata dritta al pallino, poi quando è entrata nel quadro ha cominciato a pendere verso sinistra, forza giusta perfetta, però si sposta di circa 80-90 cm dal pallino. Nel campo numero 3 Simone Ariaudo ha cercato di giocare un accosto un po' allegro per vedere di spostare le due bocce incollate, giocata che quasi riusciva, mentre nel campo 1 vediamo Stefano Migliore che va al suo accosto, ma mi sembra lunghetto, ma forse riesce a prendere il punto. Sì, riesce a prendere il punto. Diamo un'occhiata nel campo. Come vedete abbiamo pallino, due bocce, la prima più vicina al pallino è quella di Simone Mana, la seconda è quella di Ariaudo, poi la terza giocata da Ariaudo, che era quella che aveva giocato per vedere di muovere un po' il tutto, ma per poco non è riuscito. Ora ha giocato la sua terza boccia e vedete che come ancora una volta non è riuscito a toccare nessuna delle bocce per muovere il gioco. Mentre qua nel campo 1 abbiamo Giacomo che è andato lungo col suo secondo accosto. Giacomo, scelta rischiosa, dichiara il pallino. Forse conveniva giocare visto il punteggio di 6-1, insomma, ritiene magari più giusto così e colpisce di nuovo il pallino. Bravo Giacomo, decisione rischiosa, ma comunque decisione che ha pagato. Vedremo ora dove giocheranno il pallino, se sempre sulla riga del massimo o se lo giocheranno a metà quadro. Intanto nel campo numero 3 abbiamo Mana che ha il punto che è tenuto dalla sua boccia, che è circa 20-30 cm dietro al pallino, però in una posizione abbastanza rischiosa. Vediamo l'accosto dove va a posizionare la boccia che forza buona e forse prende il secondo punto. Da qua la mia postazione non riesco a vedere perfettamente la distanza delle due bocce, e in questo caso la marcatura delle bocce viene fatta dall'arbitro, in quanto Simone ha chiesto il permesso di uscire e quindi la bacchetta passa in mano all'arbitro. Mentre nel campo 1 bellissima giocata di Giacomo che pallino lungo filo di destra posiziona la sua boccia circa 20 cm, molto ben giocata. Nel campo numero 3 la boccia di Simone Ariaudo, di Simone Mana è andata via,
carro di Stefano migliore, bellissimo carro. Giacomo che gioca la sua boccia corta, corta mal giocata e va anche fuori dalla riga. Dal campo numero 3 stanno misurando per vedere se c'è il secondo punto o meno. Altra boccia giocata male da Giacomo che manda fuori anche la sua seconda e rimane l'ultima boccia contro 3 di Stefano. Ricordiamo che la boccia che vediamo in campo è quella del carro di Stefano, sì. Questa mano, se non riesce a tenere la boccia in campo, Giacomo potrebbe perdere 4 punti e sarebbe una bella batosta. L'importante è tenere la boccia in campo, magari giocarla in modo da poter dar fastidio. Gioca la boccia, giocata benissimo questa volta, prende il punto a 10 cm oltre il pallino. Stefano migliore dichiara solo la boccia, cercherà di colpirla pulita e invece ha tirato leggermente storto. Rimangono 2 bocce a Stefano, sempre boccia naturalmente. Boccia colpita da Stefano. Boccia colpita da Stefano, ha carambolato anche la sua che si è allargata e comunque porta a casa 2 punti. Quindi siamo sul punteggio di 6-3 per Giacomo Ormellese, mentre nel campo numero 3, nell'incontro tra Mana e Ariaudo, siamo sul punteggio di 4-2 per Simone Mana. Intanto altro buon accosto di Mana, 10 cm dal pallino, vediamo il tiro di Ariaudo. Aspettiamo la sola in corsa, tiro, altro tiro sbagliato.
Secondo tiro sbagliato da parte di Ariaudo, leggermente storto, e sarebbe stato comunque nullo perché nella battuta ha colpito il segno nel centro, quindi ora va a ritentare la bocciata. Vediamo solo in corsa e sbaglia di nuovo. Colpito nello stesso punto di prima. Mentre le due accosti nel campo numero 1, il primo giocato da Stefano Migliore, che è la boccia più corta, la seconda è quella di Giacomo Ormellese, la più lunga. Abbiamo visto il pallino tirato da Stefano Migliore, sbagliato. Ultima costo di Stefano, giocata molto male, boccia che quasi esce dal campo. Avete visto quel giro ha fatto, giocata sulla parte sinistra del campo, e invece ha terminato la sua corsa quasi nel filo di destra, ancora un po' uscito. Nel campo intanto numero 3, altri punti per Mana e si porta sul 7-2. In quest'ultima Mana ha totalizzato 3 punti. Mentre vediamo Giacomo malissimo, ha giocato una boccia curta e improvvisamente ha deviato verso destra, uscendo dal campo. Ieri sera avevamo visto che questa corsia ha la tendenza di far uscire le bocce dal filo di destra se giocate in direzione del pallino. Infatti vedete che anche questa esce dal campo. Punti a sinistra Giacomo. Ieri sera la Caterina Venturini nei suoi accosti da questa parte del campo ha sempre avuto difficoltà proprio perché la boccia aveva la tendenza sempre a portarsi sulla destra. Infatti vedete che questa che è stata giocata più verso il centro è riuscita a calare. Giacomo porta a casa altri 2 punti.
quindi andiamo sul parziale di 8 a 1. Scusate, 8 a 3. Ariaudo ha sbagliato la sua terza boccia su un accosto di mana sempre quasi millimetrico. Siamo a circa 15-20 dal pallino che le telecamere non vedono perché è nascosto dalla boccia. Vediamo ora invece il nostro amico Giacomino. Altra bocciata di Ariaudo, questa volta colpisce. Boccia che vedeva. Mi sposto per vedere dov'è. Non riesco a vedere il pallino. Il fatto sta che comunque Stefano Migliore va al tiro. Scusate che ricevo e si sente ancora l'effetto eco. Mi hanno avvisato che sentivano un effetto eco nel microfono. Io l'effetto eco lo sento perché sto osservando attraverso il mio cellulare la partita, quindi non è che mi renda conto se c'è l'effetto eco o meno. Del campo numero 3 invece abbiamo una boccia giocata da Ariaudo che ha preso il punto e Simone Mana l'ha tolta pulita. Benissimo, problema risolto. Ok. Probabilmente era il microfono della videocamera che era aperto e quindi produceva un po' di eco. Bocciata di Giacomo, bocciata sbagliata. Intanto saluto tutti i nostri appassionati, i nostri fedeli romana, i nostri fedeli sostenitori. La boccia di Giacomo non riesco a vedere, sta guardando se è fuori, ma penso sia fuori. Chiamano l'arbitro, credo.
Salutiamo Dani76, il nostro amico Daniele Albesiano. Un saluto agli amici dall'estero che ci stanno osservando. A quello che riesco a capire c'è il pallino e la boccia che sono attaccati e sembra che il pallino sia sulla riga. Quindi il gioco rimane buono. No, la boccia è nulla e il pallino è rimesso al suo posto. La prima volta che succede che il pallino manda fuori la boccia. Che fa? Non lo so. Ieri sera non lo faceva. Del campo numero 3 Ariaudo ha preso il punto su una boccia di mana larga 80-90 sulla sinistra del pallino. Mentre Stefano non riesce ad aggiungere. Prima boccia di mana sbagliata sul tiro, ha volato la boccia. Mentre nel campo 1 Stefano Migliore ha portato a casa 2 punti, quindi il parziale nel campo 1 è di 8-5 in favore di Ormellese della Società 90. Nel campo numero 3 invece il parziale è di 8-2 in favore di Mana Simone della BRB. Vediamo la costa di Mana, sembra arrivato. Boccia che si è posizionato come nel bersaglio, il terzo bersaglio da 4 punti nel tiro tecnico. Vediamo. Ariaudo il tiro, colpisce pulito, bellissima boccia colpita. Tiro tecnico serve a qualcosa. Nel campo 1 Migliore ha fatto un accosto non molto buono. Giacomo gioca la boccia e boccia che addirittura esce dal campo. In questo caso converrebbe mettersi dritto per dritto.
Abbiamo l'altro a costo di mana, perfetto anche questo. Boccia giocata da Giacomo che va a impattare la boccia di Stefano. E di nuovo Giacomo dichiara il pallino. Dopo aver perso una boccia fuori campo, una boccia corta, tira la boccia che naturalmente va rimessa a posto perché mentre Riaudo ha colpito la sua. Siamo esattamente circa a metà gara. Altra boccia di Giacomo che pende sulla sinistra. Brutta mano per Giacomo. Vediamo la costa di Stefano invece. La strada sarebbe stata buona ma era debole, boccia debole, quindi si è fermata prima. Rimane sempre il punto per Stefano in terra. Stefano ha tirato la boccia, forse per cercare di rimanere in campo. Rimane comunque il punto per Stefano, un punto soltanto. Ultima boccia giocata da Stefano. Questa boccia mi sembra molto ben indirizzata e credo riesca a portare a casa il secondo punto e quindi si porterebbe sul parziale di 8-7. Stefano lancia il pallino. Sempre sulla riga, quasi sulla linea del massimo, e a filo.
bruttissimo posto per andare a punto. Vediamo il suo costo. Giocata in direzione ma corta di 1 metro circa. Vediamo se riesco a trovare Giacomo. Gioca la sua boccia giocata leggermente corta, non arriva a fare il punto. Momento di sbandamento per Giacomo. Vediamo la sua seconda boccia in accosto, sembra molto ben giocata, in effetti. Altro pallino dichiarato, boccia che sembrava dovesse arrivare invece si è bloccata improvvisamente. Pallino che questa volta non viene colpito dentro i 50 ma leggermente storto sulla destra e quindi nulla da fare. Nel campo 3 vediamo la bocciata di Ariaudo, colpisce, mentre qua questa volta Giacomo gioca una boccia un po' allegra. Siamo in attesa della decisione di Stefano, che sta guardando ed è deciso se tirare la boccia o giocare in accosto. Decide per l'accosto. Boccia che sembra ben indirizzata, ma si sposta verso il centro e si allarga. Nel campo numero 3, se non ho interpretato male, Ariaudo ha dichiarato il pallino. Si è dichiarato il colpito e salva lo scarto. La seconda volta che Ariaudo tira il pallino nello stesso senso del campo ed è la seconda volta che riesce a salvarsi, mentre
nel campo numero 1, la bocciata di Stefano è risultata storta, rimane sempre il punto di Giacomo. Stefano ritenta la bocciata anche perché colpendo porterebbe a casa 2 punti. E questa volta colpisce, però la boccia è corta e lascia il punto a Giacomo, che si riporta un po' in avanti. Siamo sul 9-7, quindi riprende un po' fiato Giacomo. Primo lancio del pallino nullo, il secondo si porta metà quadro, leggermente spostato sulla destra. Salute. Dal campo numero 3, pallino lanciato da Ariaudo, ma il suo accosto è molto largo sulla sinistra. Vediamo come si comporta Giacomo in questa giocata. Mentre la boccia di Simone Mana è giocata abbastanza bene. Come vedete, la boccia di Giacomo, che non ha fatto tesoro dell'esperienza di prima, cala sempre sulla destra. Boccia colpita da Giacomo, bellissima boccia. E chiedo scusa ai nostri amici telespettatori, ma dovendomi assentare per circa 3-4 minuti, lascio la schermata fissa e per il momento senza commento.
Benissimo, eccomi di ritorno. Vediamo che nel frattempo Giacomo si è portato a 10 e nel campo numero 3 Mana ha preso il volo e ha 11 punti. Giocata di Stefano a pallino, bellissima la sua giocata. Altro accosto di Stefano migliore, sempre bene giocata anche questa qua, e prende altri 2 punti e si porta sul punteggio di 9 a 10. Nel campo numero 3 invece Ariaudo porta a casa il punto e si porta sul punteggio di 11 a 4. Mancano 40 minuti al termine. Fortunatamente in questo momento abbiamo i 2 giochi che giocano nella stessa direzione, tutti e 2 con pallino alla linea del massimo, pallino quasi centrale per il campo numero 3, leggermente spostato sulla destra invece nel campo numero 1. Ora vedremo come giocherà migliore, mentre la giocata di Ariaudo è a circa 50 dal pallino. Stefano si posiziona sulla parte sinistra del gioco, indirizza il pallino, molto ben indirizzata, pallino che viene quasi toccato dalla boccia. Boccia colpita e ferma in campo la boccia di Giacomo. Boccia che si ferma a circa 1,5 metri dal pallino. Intanto buon accosto di Simone Mara, manda Ariaudo al tiro, boccia colpita da Ariaudo. Altra boccia giocata da Stefano migliore, che non è uguale alla prima, rimane larga sulla sinistra di circa 1 metro, toglie il punto comunque. Toccherà adesso a Giacomo andare in accosto, non credo voglia tirare quella boccia. Ringrazio Dani dell'informazione. Boccia giocata da Giacomo che va a togliere il punto. Stefano migliore decide di bocciare. Nel campo numero 3 Mana ha fatto un altro accosto. Altra boccia colpita da Ariaudo.
Stefano Migliore ha tirato una boccia un po' a farfalle, storta e alta. Mana va al suo terzo accosto. Mentre Stefano Migliore gioca la sua ultima boccia in accosto, toglie il punto. Giacomo sicuramente andrà alla bocciata. Come vedete nel campo 3 Mana ha fatto un altro ottimo accosto. Buona la bocciata di Giacomo. Altrettanto buona la risposta di Ariaudo. Mana giocherà la sua quarta boccia in accosto. Giacomo tenta di togliere la boccia di Stefano Migliore, pulita, toglie pulita, bravissimo Giacomo, e porta a casa 2 punti, quindi si porta sul parziale di 12-9. Mana gioca il suo accosto, il suo ultimo accosto. Tocca la boccia di Ariaudo, non riesce a togliere il punto. Almeno da qua sembrerebbe non preso, ma vedo che non vanno neanche alla misura, quindi il punto se lo aggiudica Ariaudo. Quindi si porta sul parziale di 11-5. Seguiamo l'ultima giocata nel campo numero 1, presumo sia l'ultima perché a Giacomo basta un punto per portare a casa l'incontro. Giacomo gioca una boccia corta 1 metro, mentre nel campo 3 pallino sempre all'ultima riga e boccia a 1 metro circa da parte di Ariaudo ne accosto. Mancano circa 35 minuti al termine. Abbiamo visto l'accosto di Stefano Migliore, accosto che obbliga Giacomo alla bocciata. Boccia colpita benissimo. Ricordiamo che oggi pomeriggio le finali inizieranno alle 14:30. E speriamo che il pubblico sia un po' più numeroso, perché sinceramente non è che a quest'ora ne abbiamo molto qua. Consideriamo anche il fatto che questa zona è una zona ricca di ferrate e sentieri alpinistici,
molta gente, vista la bella giornata, approfitta per fare le ultime arrampicate. Proprio qui dietro al bocciodromo abbiamo una ferrata abbastanza difficile, la ferrata Pisetta. Per gli appassionati di montagna è una chicca. Vediamo l'accosto di Giacomo che va a togliere il punto. Bravissimo Giacomo. Vediamo il tiro di Iariaudo, colpisce il pallino e salva un'ulteriore giocata. Migliore tira, sbaglia leggermente a sinistra. Rimangono una boccia a Stefano e una boccia a Giacomo. Quindi qualora Stefano non riuscisse a togliere il punto, lascerebbe l'incontro nelle mani di Giacomo, che comunque ha già il 13° punto a terra, però gioca una bellissima boccia in accosto. Giacomo deve cercare di toglierla pulita, perché qualora carambolasse la boccia dietro perderebbe il punto. Vediamo il suo tiro, colpisce pulito, bravissimo, e quindi con questa bocciata Giacomo Ormellese è il primo finalista e quindi accede alla finale di oggi pomeriggio alle ore 14:30. Andiamo sul campo numero 3. Sposto un attimo le videocamere per vedere, per dare la possibilità di vedere un po' meglio. Eccoci qua. Altro buon accosto di Simone Mana.
bocciata, bocciata corta e leggermente storta. Pochissime le bocce sbagliate in bocciata dai due ragazzi. Ricordiamo che mancano 27 minuti al termine dell'incontro. Abbiamo già il primo finalista, che è Giacomo Ormellese, che ha sconfitto Stefano Migliore con il punteggio di 13-9. Buona la giocata di Mana Simone in accosto. Ariaudo è bocciata. Rimane l'ultima boccia a Simone Ariaudo. Vediamo se colpisce. Colpisce pulito, porta a casa il punto. Altrimenti manda Simone Mana a prendersi il suo 12° punto. Quindi anche questo incontro vede un parziale di 12-5 in favore di Simone Mana. Abbiamo sempre comunque pallino abbastanza lungo, pallino a circa 1 metro dalla linea del massimo. Ringraziamo comunque la società Toblino Valle dei Laghi, il suo presidente Vito Manzilli, per l'opportunità di queste riprese del campionato Under 23. A costo di Simone Mana, leggermente lungo, 1 metro circa. Boccia indirizzata comunque in direzione del pallino, ha mantenuto la strada. Risponde all'accosto Simone Ariaudo. Saranno 2 bocce da misurare, ma rimane corto. Simone che va a giocare il suo secondo accosto, questa volta la spinge leggermente di più. Boccia che comunque arriva e toglie il punto. Ora tocca a Simone Mana. Ricordiamo che la semifinale inizierà alle ore 14:30. Scusate, la finale ogni tanto anch'io dico
qualche cavolata. Ottimo l'accosto di Simone Mana. Ariaudo dichiara il pallino, sa che questa è l'ultima possibilità. Dovesse sbagliare il pallino consegnerebbe la vittoria a Simone Mana. Bravissimo Simone Ariaudo che colpisce il pallino e salva questa mano. Finora nell'arco di tutte le giocate abbiamo visto che su tutti i pallini dichiarati ne sono stati sbagliati soltanto due, uno da parte del Simone Mana e uno da parte di Stefano Migliore. Per il resto tutte le volte che il pallino è stato dichiarato è stato colpito. Questa volta Mana tiene il pallino sul corto a circa 1 metro dalla prima riga. Per mangiare, come ieri, si va a tossere i bigliettini e se va a sì, bisogna presto. Vediamo l'accosto di Mana. Leggermente corto, però Ariaudo decide di bocciare comunque. Andrà alla ricerca del carreau o di una ferma nel quadro. Colpisce la boccia in testa, non riesce a mandarla fuori dal campo e quindi abbiamo visto come abbia cercato di alzare la parabola del tiro per poter appunto fermarsi nel quadro. Adesso gioca il suo accosto. Mana sicuramente andrà all'accosto, non ha la necessità della bocciata. Boccia che arriva a pallino, arriva a 10 cm circa dal pallino. Ariaudo chiama la boccia. Vedremo se cercherà il tiro a parabola come prima. Infatti l'ha cercato, sposta la boccia, toglie il punto. Abbiamo 2 bocce per Mana e una boccia per Simone Ariaudo.
qualora riuscisse a togliere il punto, Simone si troverebbe con una boccia di vantaggio, boccia che non toglie, si è portata sulla parte sinistra. Quindi ha perso il vantaggio della boccia. Quindi nel portabocce rimangono una boccia per ciascun giocatore. Punto a terra per Simone Ariaudo. Ora mana andrà all'accosto. Boccia ben indirizzata, questa volta nulla da dire. Boccia che viene sbagliata da Ariaudo e consegna la vittoria a Simone Mana, che sarà l'altro finalista della finale del campionato Under 23. Ringraziamo tutti per la visione dell'incontro e diamo appuntamento oggi pomeriggio alle 14:25 per l'inizio della finale del campionato Under 23, che verrà di fronte Giacomo Ormellese del 90 e Simone Mana della BRB. Auguro a tutti buon pranzo e arrivederci a dopo.